innanzitutto a Franco Manzato, che è assessore all'agricoltura e pesca del Veneto. Assessore, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Per lei c'è una sola domanda ed è questa: le regioni hanno il compito, in quello che sta accadendo, di modulare l'impatto sociale di questo provvedimento, e sappiamo che da Caorle a Chioggia, per quanto riguarda la vostra regione, le proteste si fanno sentire. Quale sarà il vostro ruolo e che cosa farete? Innanzitutto dobbiamo dire che sicuramente ci sono state delle responsabilità, diciamo, trasversali per non aver creato in questi 4 anni un piano di gestione del litorale, insomma, che potesse dare una svolta, perché si è andati avanti a richiedere delle deroghe rispetto alle norme comunitarie, che poi invece l'ultima deroga non è più arrivata. Questo un po' è un problema che abbiamo affrontato immediatamente attraverso la costruzione di un tavolo di unità di crisi, e nel momento in cui ci si è trovati di fronte a degli imprenditori che sono sostanzialmente rimasti a terra senza poter entrare in mare, abbiamo dovuto intervenire in maniera molto rapida. Chi aiuterà queste persone e in quale percentuale, lo Stato o le regioni? Sicuramente noi siamo già intervenuti con 1,5 milioni di euro attraverso una sperimentazione e l'acquisizione di materiale di pesca, quindi reti particolari, per fare una sperimentazione rispetto alle nuove norme comunitarie. Questo però comporta anche, e quindi diamo una soddisfazione anche in termini finanziari a queste imprese, perché sono loro stesse che fanno la sperimentazione, ma il problema fondamentale, a coda di quanto ho sentito, è che la pesca che c'è nel mare del nord non è la pesca che c'è nell'Adriatico, e questo è un grosso problema. Assessore Manzato, la ringrazio per essere stato con noi. Franco Manzato è assessore all'agricoltura e pesca del Veneto.